Chiuso per motivi di famiglia. Campeggiava questo cartello questa mattina all'ingresso del bar Pizzeria, chiuso dopo che il titolare Spetin Placu di 42 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di ieri. L'uomo è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Bortolo. I due fendenti, uno alla schiena che ha raggiunto il polmone e l'altro che ha trapassato la coscia, hanno fatto perdere molto sangue all'uomo. La preoccupazione della sorella sentita ieri sera. Una cosa del genere non era mai successa. Adesso mai è successo, adesso dobbiamo pensare al nostro fratello che si salva e questo è il nostro problema. Come sta? L'altra c'è il carabiniere che sa dire le cose. Come sta Non sta bene, non sta, la critica è la cosa. Ad oggi le condizioni del 42enne restano gravissime, ma passata la notte sembra che l'uomo stia reagendo alle cure e indiscrezioni confermano che potrebbe non essere in pericolo di vita. La caccia all'aggressore da parte dei carabinieri di Valdagno si è conclusa rapidamente ieri sera con il fermo di un sospettato che i militari avrebbero identificato dopo la descrizione resa da alcuni testimoni. Avrebbe usato un coltello da cucina per colpire il titolare del bar che alle 16 stava per aprire il locale. La lama però non è ancora stata trovata. Fino in tarda serata ieri i carabinieri la cercavano tra i cespugli con l'impiego di metal detector. Tra le motivazioni dell'aggressione si fa largo l'ipotesi del movente passionale. Stanno proseguendo le indagini, è stato fermato appunto un uomo che corrisponderebbe alle descrizioni che sono state fatte, adesso però dovranno approfondire queste indagini. Sì, dicevo, è una cosa eccezionale per Montecchiomaggiore perché fra l'altro questa zona non ha particolari problemi, è una zona molto frequentata perché siamo vicini a Piazza Carli, quindi il centro un po' dell'area commerciale, dei negozi, ma non solo di bar eccetera eccetera, quindi è particolarmente controllata sia dalle forze dell'ordine locali, quindi polizia locale, ma anche dai carabinieri e non c'è mai giunta nessun tipo di segnalazione preoccupante, insomma, anzi. E quindi è stata veramente un fulmine a ciel sereno sapere di questo fatto.